Rabbia e sconcerto tra i genitori degli alunni della scuola primaria Carraresi di Padova. Martedì un bambino di terza elementare ha trovato un insetto vivo nell'insalata, segnalando subito il fatto. La referente mensa a quel punto ha attivato il protocollo previsto, ovvero ha ritirato tutti i piatti, ha sigillato l'insalata contaminata, messa in frigo e ha fatto segnalazione alla dietista del comune di Padova, che tiene i contatti con la ditta che rifornisce la mensa scolastica, la Dussmann, che solo in questo plesso scolastico serve 180 bambini. La ditta è sicuramente vincitrice di un appalto. Io quello che ho consigliato ai genitori è di fare maggiori sopralluoghi, perché i genitori che sono stati nominati membri della commissione mensa possono anche quotidianamente fare gli assaggi e questo consente di avere un controllo diretto su ciò che viene servito ai figli. Cioè questa è l'arma che hanno a disposizione i genitori facendo le segnalazioni, eventualmente di non adeguatezza, di non conformità, anche sul gradimento dei bambini in merito a quanto viene avanzato sui piatti. Poi la questione dell'appalto è una questione chiaramente che riguarda il comune. Nella stessa giornata è arrivata una seconda segnalazione dallo stesso istituto. Un'altra bambina avrebbe trovato un verme nella pasta al ragù, una segnalazione però non ancora verificata. La Dussmann non è nuova a episodi del genere. Sempre a Padova nel 2016 vennero trovati vermi nel cibo di 2 scuole e anche quest'anno casi analoghi si sono verificati in 2 scuole della provincia di Treviso. È il comune che, avendo in carico la gestione della mensa e che gestisce ovviamente anche tutto l'aspetto amministrativo riguardo e contrattuale con l'azienda. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, io ho anche dato disponibilità, pur non avendo competenze specifiche in merito, di partecipare, anzi ho sollecitato un tavolo con la sottoscritta, la dietista del comune, i responsabili della ditta e i rappresentanti della mensa dei genitori per un confronto